Sono estremamente felice per la prestazione dopo qualche critica così pievuta. Una squadra che sta facendo qualcosa di impressionante, veramente ingiusta, però si è chiarito tutto, si va avanti, sono cose che mi sono venuti i capelli bianchi, quindi sono cose che nel calcio ci stanno e dobbiamo essere bravi a navigare anche in queste cose. Ecco, che partita è stata secondo lei? Una partita maschia, dura, la Lavagnese ha dato schiaffi a tutti quando è venuti qua nelle ultime partite, 3 gol a tutti, quindi era importante approcciare bene la gara, la partita che andava fatta per portare risultato. Quindi sono contento, penso che l'Albenga abbia meritato ampiamente il risultato e ha consolidato il primo posto, questa è la cosa più importante. La Lavagnese ha dato il massimo. Sì, abbiamo dato il massimo, abbiamo fatto una buonissima partita, abbiamo provato in tutti i modi a vincerla con voglia e determinazione. Loro hanno provato in tutti i modi a pareggiarla e alla fine hanno gioito perché sono riusciti ad ottenere il loro obiettivo, mentre noi siamo ramaricati, però non dimenticando che abbiamo giocato contro la prima classifica con una squadra che poco tempo fa viaggiava sui 13-14 punti di distacco dalla seconda, quindi io ritengo che oggi abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti e quindi il campionato non è finito per nessun tipo di posizione. Si riparte, ci sono ancora in palio 27 punti. Il nostro compito di questa settimana qua, più che allenare l'aspetto fisico, tecnico e tattico, sarà quello di allenare l'aspetto morale, perché mantenere le motivazioni che hanno avuto oggi i ragazzi per le partite non è una passeggiata, non è facile, però se riusciamo a farlo ci toglieremo delle soddisfazioni.